La batteria su cui stava lavorando è esplosa, provocandogli gravi ustioni alle mani. Tragedia sfiorata per un giovane operaio di origine straniera vittima di un incidente sul lavoro avvenuto al petrolchimico di Marghera. Stava lavorando sulla banchina dove solitamente operano le guardie fuochi quando è rimasto ferito. Sul posto sono giunti in breve i vigili del fuoco di Mestre insieme a Capitaneria di Porto e SUEM 118. L'operaio è stato quindi portato all'ospedale di Mestre ma successivamente trasferito al centro Ustioni di Padova. Le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita, ma quanto accaduto torna a porre l'attenzione sugli infortuni nei luoghi di lavoro, come evidenzia ancora una volta il segretario generale della UIL Veneto. Come UIL stiamo cercando insieme alle altre organizzazioni e ai datori di lavoro a cercare di concludere quell'accordo con la Regione, quel patto, quell'accordo sulla sicurezza sul lavoro. L'abbiamo già fatto gli anni scorsi, va rifatto, siamo all'epilogo finale, ma noi dovremo vigilare in tutte le maniere perché questo poi possa funzionare. Chiederemo delle assunzioni, come è noto, ma nello stesso tempo non dobbiamo mai mollare la guardia.